La scelta di Trieste poteva essere una scommessa all'inizio, ma adesso è una certezza. Eh sì, è proprio una certezza, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo scommesso molto su questa iniziativa, su questo evento che adesso si sta dimostrando vincente per noi e speriamo che appunto lo sia anche nei prossimi anni, perché pensiamo che nel futuro faremo sicuramente un grande improvement di tutto quello che stiamo facendo adesso. Avete anche inserito la felpa oltre alla maglietta e il cappellino, quindi è stato un lavoro denso, intenso. Sì, abbiamo fatto un lavoro intenso perché la nostra idea è quella di fare un campionario, come facciamo con gli altri eventi, con Val de San Bart, Copa del Re, facciamo una piccola collezione e la collezione poi la commercializziamo in tutta Europa e anche in internet tramite il nostro sito internet in tutto il mondo. Per cui per noi è una grande scommessa, ma più che altro è un metodo che usiamo noi per sviluppare e per progettare nuove iniziative con questi progetti che ci portano poi a fare dei progetti commerciali per i nostri clienti e per prodotti che possono essere attrattivi verso il pubblico finale. Gli alti livelli di Gastra sono velisti, Highline Breeze, G2, a loro non gli si può dire, non gli si può raccontare questa è una regata o questa non è una regata, loro sanno cosa vuol dire. Sì, loro sanno già cosa vuol dire, quello per noi è il pubblico, sono i core, sono gli utilizzatori core, i nostri punti di forza, i nostri, come si dice, portabandiera. Però cerchiamo di far sì che le persone, i nostri clienti, la nostra clientela, che è una clientela anche molto sofisticata in alcuni casi, voglia avere un prodotto diverso, un po' nuovo, particolare ed esclusivo, chiamiamolo così. È per quello che noi poi commercializziamo le collezioni nei nostri punti vendita con questo scopo, di creare un prodotto esclusivo per la nostra clientela. Barcolana, lo so, da manager, da direttore commerciale, da marketing non si può fare in mare, però se ci fosse la voglia di uscire in mare su quale barca vorresti farla? Beh, sicuramente su Esmit, non lo dico, non posso nasconderlo perché sono quelle barche stupende che per persone che vanno in mare, che fanno vela, sono sicuramente un punto di riferimento. E sì, chiaro che se ci fosse qua Getù sarei molto contento di fare anche due bordi con loro e di fare magari anche una barcolana, perché no?